Carissimi tutti, sono contento di poter entrare nelle vostre case in questa settimana santa per prepararci con più entusiasmo a celebrare la Pasqua di Resurrezione di Gesù. Sono giorni non facili, anzi spesso complicati, chiusi in casa, però con il cuore allargato per poter veramente accogliere tutte quante quelle persone, in particolare chi è nella sofferenza e nel bisogno. Saluto con affetto tutte le 9 comunità parrocchiali dell'unità pastorale di Fossalta, Giussago, Villanova, Vado, Teglio, Cintello, Lugugnana, Brussa e Castello. Insieme con i vostri amati sacerdoti Don Antonio, Don Luca, Don Corrado, Don Endris e Don Sante. Saluto anche voi, cari vicepresidenti dei consigli pastorali parrocchiali, insieme con tutti i componenti e anche quelli degli affari economici e tutti i collaboratori delle parrocchie, catechisti, animatori, le suore che sono presenti nelle 2 vostre parrocchie di Villanova e di Fossalta, il diacono Mauro, ecco, tutta una chiesa che se anche non ci si trova insieme, però siamo uniti nel Signore. E il mio augurio che la Pasqua, che quest'anno viviamo in modo particolare in famiglia, possa riportarci quella speranza, quella pace, quella serenità che ha come fondamento il Signore Gesù vivo, risorto e presente nella sua Chiesa. Preghiamo anche per tutte le persone ammalate che sono state colpite dal virus, le persone che sono già nella casa del Padre, e preghiamo perché quanto prima possiamo ancora ritrovarci e risentire la gioia e la bellezza dell'essere Chiesa e dell'essere comunità. Buona Pasqua a tutti e a tutte.